È successo che ormai è in 5 anni la seconda volta che ho buttato via 80.000 euro per ripristinare questo magazzino. Prima volta, stato calamità, non è arrivato niente. Questa volta, invece di fare le strade e i ponti dove cacchio non servono, invece di alzare questi ponti qua che l'acqua non passa sotto, non fanno niente. E ora io adesso chiudo l'attività. Ma dov'è l'attività? Qua. Ho il magazzino pieno. Posso venire a vedere? Vieni a vedere con me. Vieni da giù qua. In 20 anni è venuta fuori 5 volte questo cacchio di fiume. E l'attività lei ce l'ha qua sotto? Io ho il bar là, ma ha visto cosa c'è qua sotto? Io ho altre 60.000 euro di spese, 60.000 euro di spese, ne ho già spesi 80 5 anni fa, e loro fanno i ponti per il percorso per le biciclette, invece di alzarmi un ponte qua dove l'acqua non passa sotto. Ma cosa devo fare io? Chiudo l'attività, io non so più cosa fare. Secondo lei cosa devo fare? L'ultima volta l'acqua era fino qua. Sindaco, com'è la situazione qua a Follina? La situazione qui a Follina è, come in tanti altri comuni, tragica. L'acqua esce da più punti, a Pedeguarda è caduta una frana e quindi ha ostruito il torrente e quindi problemi di allegamenti. Qui alla Bella abbiamo sempre lo stesso problema. Ci sono dei corsi che sono sempre più stretti e queste bombe d'acqua sicuramente non aiutano. E adesso cosa fare allora? Adesso qui alla Bella abbiamo già dei progetti per quello che riguarda, dobbiamo alzare ponti, dobbiamo rifare muri. Tra l'altro qua giù è caduto anche un muro, quindi adesso dobbiamo liberare il torrente perché rischiamo, diciamo, che se viene un'altra bomba d'acqua vada fuori. Invece l'abitato proprio di Follina Follina? L'abitato di Follina ci sono sempre delle vie che sono un attimo più basse, anche una di queste è via Paradiso, quindi arriva l'acqua da Miane, lungo la provinciale arriva da Cison, sempre lungo la provinciale, la via è più bassa e i tombini non riescono a ricevere. Tra l'altro c'è il problema, diciamo, che c'è il fiume Follina, quindi quando il livello è alto invece di ricevere butta fuori anche il fiume. Però tutto il comune ha delle problematiche, anche, diciamo, Farò, che di solito perché è più alto non ha problematiche, anche lì abbiamo dei punti dove è uscita dell'acqua e quindi c'è tanto lavoro da fare.